Si chiude con la settima, confronto per anziani di categoria F ed E. Sono in 8 dietro le ali dell'autostart, macchina in movimento. All'1 Ele Lamborghini, VP dell'Annunziata, 2 Balboa Lux Andrea Vitagliano, 3 Brunello Grimm Marco Stefani, 4 Ipsos Darpé Maurizio Cheli, 5 Brunilde Andrea Farolfi, 6 Elite Dark Roberto Vecchioni, 7 Neatav Antonio Di Nardo, 8 Ciro Jet Gennaro Amitra. Macchina che raccoglie i concorrenti e si prepara al lancio. Partiti. Parte piano Elite Dark, veloce Balboa Lux che cerca di contenere Brunilde, quale scatta all'esterno, ma Balboa Lux cerca di difendere la corda, sembra poterci riuscire Andrea Vitagliano all'imbocco della prima curva, galoppa poi Brunilde. Seconda posizione per Ipsos Darpé che precede numero Brunello 5, Grimm, Brunilde, quindi squalificato. Ele Lamborghini, poi Enea Tav, di fuori c'è Ciro Jet che precede Elite Dark, il quale si muove in terza ruota. 14,7 per i primi 200 di gara, Elite Dark punta in avanti con decisione, risale, scavalca Brunello Grimm il quale si tiene alla destra libera e sposta. 433, Balboa Lux è in vantaggio. Al suo esterno arriva Elite Dark, il favorito si presenta allo scoperto, in corda Ipsos Darpé, in seconda pariglia Brunello Grimm, allo steccato ancora Ele Lamborghini, poi alla retroguardia Enea Tav, chiuso in corda da Ciro Jet. 45,8 i primi 600 di gara, sotto alle tribune Balboa Lux continua a controllare le operazioni al comando, al suo esterno continua Elite Dark che accompagna. Non forza i tempi Roberto Vecchione, 36 di secondo quarto, 1 minuto e 9 decimi per la metà gara. Balboa Lux con accanto Elite Dark, poi Ipsos Darpé sempre con accanto Brunello Grimm. Primo chilometro da parte di Balboa Lux in 1:16,6. Elite Dark insiste ai suoi fianchi, cala drasticamente Ipsos Darpé, Brunello Grimm che segue le mosse di Elite Dark, il quale si sta sbarazzando di Balboa Lux a 400 dal palo. Passato Elite Dark con una frazione in 14,2, si allunga sulla curva conclusiva l'allievo di Roberto Vecchione, cerca di inseguirlo Brunello Grimm che si porta in scia Ciro Jet, poi Enea Tav. All'ingresso dell'addirittura arrivo è tutto facile per Elite Dark che allunga e vince per dispersione. Elite Dark. Secondo è Ciro Jet, terzo Brunello Grimm, 1:14,3, 28,8 gli ultimi 400 metri, Roberto Vecchione per il Team Ellert, i colori del signor Paolino Sepe, vittoria molto facile del declassato Elite Dark che chiude la serata dal Savio di Cesena con un bel percorso esterno, numero 6 a segno, Elite Dark, Roberto Vecchione.